Cavallo è stato ordinato sacerdote in una cattedrale gremita, in un raccoglimento composto e nel corso di una celebrazione semplice ed essenziale, un po' come il giovane sacerdote di poche ma efficaci parole, fedele nelle amicizie, radicato nella storia familiare e di fede che ha generato la sua vocazione. Il vescovo Alberto Tanasini ha ricordato nell'omelia questa essenziale verità, che la Chiesa ed il presbiterato sono generati appunto dalla risposta alla domanda di Cristo: mi ami tu? Nella solennità di Pentecoste la riflessione del pastore della diocesi ha insistito sul potere trasformante dello Spirito e sul dono di un nuovo sacerdote. Il vescovo, a conclusione della celebrazione, ha chiesto a tutti i fedeli di pregare per il dono di nuove vocazioni. Ad accompagnare Don Alessandro in questa giornata la famiglia, il papà Angelo, la mamma Giuliana, i fratelli e i nipotini e tanti amici. Vedere la faccia di Alessandro ti si spalanca il cuore. E poi capisci che questa roba è proprio per tutti, cioè lui è lì con questa forma che Gesù gli ha dato, però noi siamo tutti, ed è una cosa proprio vera, perché sennò non avrebbe senso tutto questo affetto, diciamo. Che sia rimasto lo stesso non te lo posso dire, cioè un cambiamento è evidente. E a me ha sempre colpito in lui e che ho visto crescere proprio intanto in questo periodo l'attenzione alla persona, no? Questo aspetto qua è sempre stato per me una testimonianza, mio fratello, e in questa cosa qua l'ho visto sicuramente crescere. Fra gli amici alcuni ragazzi speciali. È nata un'amicizia tra Fabio, Raffaele e Alessandro particolarissima. Loro hanno cominciato a venire subito a casa nostra e aiutare anche noi adulti in questo cammino con ragazzini che hanno difficoltà proprio a inserirsi nelle compagnie normali, anche se hanno una serie di loro doni enormi, no? È come se lui scorgesse i doni, no? Ogni volto incontrato nel movimento di comunione e liberazione, nel servizio alle parrocchie, nell'amicizia semplice di questi anni, sarà ora un aiuto inestimabile per il cammino nel sacerdozio. Uno deve imparare a fare delle cose che non ha mai fatto e non sa fare, e non ti rendi neanche conto di come le fai, per cui forse la cosa più bella che mi può capitare è trovare della gente, come dire, che mi dà un ritorno delle cose che faccio, che mi aiuta a crescere.